Vi ricordate i bei tempi quando quello è il Napoli con Raspadori gioca meglio, con Osimhen sì ok, però con Raspadori giochiamo un gran calcio perché quello viene, gli inserimenti, gli scambi di posizione, il falso 9. Andiamo, dai, con Orsato e senza Lindstrom. Va bene, parleremo con calma, con grande calma. Vai, bella palla di Mario Rui. Diciamo subito che a me il doppio play contro la Lazio piace, perché Sarri blocca di solito Lobotka in un certo modo, quindi avere Demme là vicino mi piace. Molto dipende da Zielinski, la posizione, insomma, se fanno questo doppio trequartista con Politano. Vediamo. Bravo Juan Jesus. Di Lorenz. Il tiro. Cataldo, non mi scrivo niente. No, Zizza Maron, questo me lo devo scrivere, Isaacs. Ah, mamma, solissimo. Lobotka è spettacolare, in tutte le posizioni del campo, pure da mezzala funziona. Guarda Lobotka, guarda come se lo mangia Luis Alberto. Se perdiamo, questa si chiama, al 23esimo, si chiama lentezza di giro palla, no? Perché proprio se la giriamo lenta tra di noi. Se invece vinciamo si chiama pazienza. Il Napoli ha avuto pazienza nello stanare. Il calcio è proprio così. Guarda sta palla lunga per Raspadori, la smettiamo! Mario Rui! Mamma mia ragazzi, che pena questa squadra. Una partita come questa dove insomma ci sta sono bloccati le squadre. Servirebbe un calcio piazzato, insomma, una cosa. Castigliano, sei fatto un tuffo che manca la Pellegrini. Alzati. Io vado a fare pipì, tanto non succede niente. Hai visto? Non succede niente. Al 35esimo. Vi ricordate i bei tempi quando quello è il Napoli con Raspadori gioca meglio, con Osimhen sì ok, però con Raspadori giochiamo un gran calcio perché quello viene, gli inserimenti, gli scambi di posizione, il falso 9. Voi l'avete visto questo tuffo di Castellanos? E meno male che Orsato lei aveva detto non ti tuffa. Mamma mia, che brutto sport, che brutta gente. Ci scriviamo quest'altro tiro velleitario di Isaksen giusto per scrivere qualcosa. Fine primo tempo. Ora abbiamo visto che la Lazio non è che sta in questa forma straordinaria. Capisco la prudenza iniziale. Si può passare facile a un 4-2 con Demme e Lobotka. 4-2 3-1 e un po' di movimento. Leva un difensore, metti a Lindstrom così escono i like. Altrimenti non escono. Dai. Non succedono fatti, sicuramente. Oh loco. Mamma mia! Che gol ha fatto? Fuori gioco. Mamma mia, Tati. Questo era uno dei gol più belli del campionato italiano. Fuori gioco, voglio proprio, non lo so. Mamma mia, di millimetri. Mamma mia. Vedi che i gol li prendi lo stesso. Se non 5 difensori non Mietangonj. Lindstrom non ti piace, ti dà fastidio che non parli italiano. Mietangonj. Bella palla di Rachmani. Guarda là. Meno male che esiste Lobotka. Giallo su Demme. Ok. Mo cominciano i gialli, quindi tutte le diffide. Questa è colpa di Lorenzo sto giallo, eh? Ah, il migliore in campo finora è Orsato, eh? Siamo chiari? Lobo è l'unico che crea qualcosa. Spero che stiate capendo cosa significa non avere Kvara. Anche un Kvara che non è nella forma dell'anno scorso. Spero che vi siete resi conto. Brutto fallo, qua devi ammonire. Con mestiere Demme si è preso questo fallo qua, eh? Mestiere. Maronna mio rimpallo. Meno male. Cataldi, maronna mia. Gaetanino, che bel tiro. Vai Raspa, si è aperto e tira in porta. Oh Gesù. E certo, se Gollini non può fare palla lunga su Raspadori, fa una bella palla lunga su Mario Rui e quindi... Ma non è colpa di Gollini, eh? Se non si muove nessuno davanti a lui, ma che deve fare con questa palla? Fatemi capire. Avete preparate delle soluzioni per uscire da dietro? Una palla lunga dove però la attaccate tutti e fate la seconda palla? Non lo so.
Ecco qua. Stavi segnando pure i tac, Kist. Perché Vesino mi fa così paura? Perché? Ngonge però devi togliere l'unica punta. Non esiste proprio. E adesso che c'è Ngonge che è un po' più alto, leviamo, ma Mario Rui abbiamo la qualità di Mazzocchi. Sono esausto, sono onestamente esausto. Speriamo di poter parlare, ma Mazzarri gliel'ha incartata, poi dopo siamo stati cinici con Cyril Ngonge. Beh, boom, una bella palla lunga, inutile. Ragazzi, voi vi dovete rendere conto che 0-0 significa uscire dalla Champions League ufficialmente, visto che loro ci hanno anche battuto all'andata. Cioè, è una sconfitta vera e propria, quindi tu sei andato a giocare per una sconfitta, ok? Bisogna perdere, perché non voglio sentire vabbè, però almeno hai pareggiato, hai mosso la classifica, questo è il momento. No, bisogna perdere adesso. Adesso bisogna perdere, perché questo sistema di gioco non può essere la soluzione di nulla. Bisogna perdere. Ci siamo illusi con la Fiorentina, benissimo. Abbiamo visto che con l'Inter comunque non ha... Benissimo, basta. Bisogna fare la difesa a 3 come volete voi, ma quella del 2024, non quella di 10 anni fa, dove avevi un Cavani che spaventava gli avversari anche solo a camminare, dove avevi Lavezzi che ti sparigliava le situazioni, dove avevi Hamsik che faceva sempre la scelta giusta. Non ce li hai. Devi allenare. Bravo Ngonge, ti ha pigliato un bello fa. Mentre dico così voglio che vincim, è chiaro, no? È chiarissimo. Cielo! L'avevo visto dentro. Mamma mia, il tunnel su Dendonker. 84esimo e 23 secondi. Si è struppiato pure Orsato. Occhio. Mamma mia, se l'ha mangiata Vesino. Scelta sbagliata. Ah, cogliuta a Juan Jesus. Paramount Plus, non c'è più audio? Che è successo? Attenzione, attenzione. Maronna mia, bravo Juan Jesus. Quello forse veramente credeva che sono tutte finali e che si va ai rigori anche questa volta. È l'unica spiegazione. Ostigard si è preso un bel giallo inutile. Era l'unico non diffidato, quindi... Collini! Quando volevi uscire? Mamma mia! Brutto fallo su Ngonge. È finita ed è una mediocrità senza fine. Però sotto nei commenti dite almeno Mazzarri ha fatto un punto rispetto a Garcia. E beh, così. Andiamo avanti così che sicuramente ci salviamo.